Buonasera a tutti. Oggi pomeriggio siamo qui a Mangiaparole per presentare un libro, una raccolta di poesie di Giacomo Medici, che è qui vicino a me. La raccolta di poesie si chiama Iago, però ha anche un sottotitolo molto importante, questo. Rotte poetiche verso Santiago di Compostela. Diciamo che il significato del libro, della raccolta delle poesie, è anche spiegato da questo. C'è anche una cartina, no? Una cartina che spiega, come dire, è stata messa per spiegare, sono le tappe, diciamo, del viaggio fino a Santiago de Compostela. E quindi questa è un po' la struttura, no? Ora, anticamente questi pellegrinaggi erano fatti per copi penitenziali, quindi non so se tu hai qualche colpa da spiare. Tantissime. Hai visto? Tantissime. Quindi, ma dico, c'è una componente religiosa, anche se tra virgolette, che diciamo ti ha spinto, ti ha dato ispirazione per fare questa raccolta? Oppure no, sì o no? No, non c'è una componente prettamente religiosa che in qualche maniera mi ha portato ad affrontare questa cosa. È un'esperienza, penso, per tutti, di cui tutti hanno sentito parlare, il Cammino di Santiago, che senza dubbio nasce con questo tipo di elemento fondamentale. Però poi diventa un'esperienza, direi, più che religiosa, spirituale, che chiunque può affrontare anche con atteggiamento puramente pagano, se non per molti anche hedonistico. Tanto che, per entrare subito in media res, uno dei libri che lessi e che in qualche maniera mi spinsero a conoscere il Cammino di Santiago diversamente da come viene considerato, si intitola Come sedurre la cattolica sul Cammino di Santiago, ed è di un autore francese tradotto in tutto il mondo, che dà una lettura diversa del cammino, perché il cammino non è, come tutti possono pensare, è un luogo di incontri, un luogo di scambi culturali, personali. E da questo, ecco, occupandomi oltre che di musica, che è il mio mestiere, di poesia, passione da tanto tempo, è nata l'idea di scrivere un pensiero e una poesia per ogni tappa di questo cammino che dalla Francia porta fino all'oceano, ovviamente Atlantico, per cui attraversando tutta la Spagna. È un mese, una settimana di cammino all'interno del quale chiunque, anche chi non ama scrivere, comunque fa dei pensieri, si crea in qualche maniera la propria visione di questo percorso e anche un po', diciamo, no, della propria vita. Tra l'altro tutti sanno che fu quello a rendere famoso il cammino, quando ormai nessuno più lo faceva negli anni 70-80. Leggiamo quella iniziale. La fede è la barca, la volontà il vento, già gonfia la vela di rabbia, sandali, spavento. Oggi i leoni non stanno in gabbia, brucia la criniera nei vortici di cenere. Dal fuoco si apre la pagina bianca, si spalanca la scala verso il basso. Aspetta nel vuoto della discesa antica, se vuoi salire a braccia aperte, come la vergine di legno che sorregge il sole, senza fatica. O si torna con lo scettro, o si dorme con il teschio. Sol invictus, diceva il detto. Né pietà né amore sui sassi che ci guidano al sepolcro del santo che porta il mio nome, ovvero Giacomo. Esatto. Sì, ed anche nella scrittura ho voluto un pochino giocare con i suoni e con i colori di quello che si incontra. Solo e me ne vanto, non è uno sfogo, sia chiaro, né un abbandonarsi ai piagnistei di mezza età, è un canto. Solo e me ne vanto nei ristoranti a menù fisso, dove il prezzo indicato non soddisfa il viandante, chi ristora e i ristoranti. Vino tinto oppure acqua è il leitmotiv, prima dell'insalata, poi filetto di maiale mezzo cotto e un dolce interrotto con un collo. Sulla strada per la Castiglia si aspetta che la tendinite possa passare, poi dormire, con un peso sullo stomaco per il quale poter incolpare una cena innocente. Per soffocare i sensi di colpa a volte basta mangiare male. Prende forma il respiro, il pane diventa ostia, il vino torna alla fonte. Apri le braccia, cade il bastone, non si convincono i santi con la religione. Mani giunte ma costato aperto.
Longino è fuori per ferie e non c'è da aver paura. Il rischio è solo quello di un pianto a dirotto, ma allo stesso tempo secco. Come l'immagine del fiore nel deserto, che non nasce nei giardini ma lo trovi un pomeriggio di Ferragosto nel cassetto. Mentre urlano i negozi di souvenir, botteghe e pulperias alla gagega, l'ultimo tramonto si fa toccare dalle reflex eccitate. C'è spazio per tutti sulla piazza e tutti lo vogliono. Portici di preghiera e fiumi di birra lottano nelle taverne d'incenso, dove il sacro sfiora la spalla del frumento, il turista gioca a fare il gesuita, perché l'arrivo è sotto i piedi. La meta agita i sensi. Nel silenzio dello sguardo proiettato sul tetto rifletto e ripeto il mantra dell'emerso. 800 km, 29 scritti, 6 scatole di cerotti, 4 vesciche, 2 pupille, un cuore. Molto bello, molto bello veramente. Merita un applauso, Grazie. Gentilissimo.